pomeriggio, un'altra puntata di preview, come sempre il Catania in primo piano, anche perché siamo nell'immediata vigilia della partita con il Latina che si giocherà proprio domani, fra poco più di 24 ore. Ne parleremo ovviamente in studio, ripercorreremo anche la settimana del Catania, torneremo sulle parole di Toscano di ieri e poi ci concentreremo anche su quello che sta succedendo fuori dal campo con la questione della Turris e del Taranto. Ovviamente vi aggiorneremo se ci saranno notizie anche legate soprattutto al Messina. Ma intanto vado a presentare i miei ospiti che sono Carlo Breve. Ciao Carlo. Marco, buon pomeriggio a tutti. Ed Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. E poi come sempre nella sua postazione elegantissima la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Io vi ricordo la linea WhatsApp che è sempre attiva al 342 77 12 855. Io torno da te perché facciamo il programma di quella che è la prossima giornata di campionato. Siamo arrivati già appunto al mese di marzo, manca meno di 2 mesi alla fine della stagione regolare. Facciamo il quadro con Anna e poi parliamo anche un po' della situazione in questo momento per la classifica. Anna, a te. Diamo il via alla 30ª giornata di campionato che inizia domani alle 15 con le 3 squadre siciliane in campo: Latina Catania, Messina Avellino e Trapani Monopoli. Alle 17:30 Juventus Next Gen Altamura e Potenza Cavese. Turris Taranto è stata rinviata. Domenica 9 marzo alle 15 Foggia Sorrento e Picerno Cerignola. Alle 17:30 Crotone Giuliano e alle 19:30 Casertana Benevento. Passiamo alla classifica con 60 punti il Cerignola, Avellino 55, Monopoli 52, Benevento 49, Potenza 47, Crotone 46, Giuliano 44, Trapani 42, Picerno Catania 41, Sorrento 39, Cavese Foggia Juventus Next Gen 36, Altamura 35, Latina 31, Casertana 28, Messina 25, Turris 6 e chiude la classifica il Taranto con meno 6 punti. E oggi è una giornata importante, Anna, lo dico ovviamente chiaramente, ma lo sanno anche i nostri telespettatori perché si attendono notizie che arrivano dalla Procura federale per quanto riguarda la Turris, per il deferimento, per quanto riguarda il Taranto, per l'eventuale radiazione. Per ciò che concerne il Messina, ad esempio sul Messina già sappiamo che la Procura federale della FIGC ha chiesto 4 punti di penalizzazione per la squadra giallorossa e 3 mesi di inibizione per il presidente Alaimo e l'amministratore Sissé. Ne parleremo poi ovviamente con il nostro Francesco Triolo, anche perché è attesa una sentenza poi nel pomeriggio, per cui potrebbe arrivare anche durante la nostra trasmissione. Per la Turris ci sarà il processo davanti al TFN il 12, per cui il giorno della partita con il Catania. È molto probabile che la partita non ci sarà, però chiaramente ovvio dovremo aspettare una comunicazione in questo senso ufficiale, ma ovviamente se ci sono notizie, novità sotto questo punto di vista ne parleremo, ne parlerà anche Toscano, vi facciamo vedere, vi faremo sentire anche le sue parole su questo torneo un po', anzi senza un po', su questo torneo certamente falsato da tutto quello che sta succedendo. Andiamo a sentirlo, ad ascoltarlo proprio Toscano invece sul gruppo, sulla situazione in casa Catania prima della partita con il Latina e poi commentiamo in studio. È una situazione non facile perché l'emergenza continua, è quello di lavorare ogni giorno per portare in questo rush finale la squadra nel momento giusto, nelle condizioni migliori di tutto l'organico, nella condizione fisica e mentale, per affrontare al meglio quello che sarà l'obiettivo che dobbiamo ancora raggiungere, che è di scalare la classifica, di entrare nei playoff nella migliore posizione possibile, ma passa attraverso queste partite che non saranno facili, perché più si accorciano il numero delle partite, più l'obiettivo per tutti, che sia la salvezza, che siano i playoff, che siano la vittoria del campionato, che siano la griglia dei playoff, diventa sempre più importante. Quindi ogni partita diventa sempre più difficile, sempre più tosta, e noi dobbiamo arrivare con la fame più degli altri per sopperire a questo momento prolungato di emergenza. Ma cosa non transigo è l'atteggiamento e l'approccio della squadra che deve avere in ogni partita da qui alla fine. Non perché è un momento di emergenza ti puoi accontentare di un pareggio con
con il Foggia. Questa mi sembra la frase chiave, no? Non è che perché c'è un periodo di emergenza ti devi accontentare di fare il 6, la sufficienza, no? Il pareggio con il Foggia perché ci sono tanti giocatori assenti. Vuole di più, è normale che sia così, giusto? Ha anche detto, insomma, bastano 16 giocatori per cercare di vincere contro il Foggia. Il Catania però devo dire che lo ha fatto nel secondo tempo della gara col Foggia. Ha cercato di vincerla la partita, è vero. ed è da, dico, encomiare l'atteggiamento della squadra che anche in svantaggio Il finale ha rappresentato un buon segnale. è stato un buon segnale, no? Con tante difficoltà. Provare a vincerla la gara sarebbe stato un giusto premio allo sforzo di questi ragazzi che hanno reagito anche all'ambiente che chiaramente era... Ne ha parlato anche Toscano ieri, pur non giudicando ovviamente le scelte dei tifosi, Esatto, perché è normale, una un situazione tifoso surreale. va allo stadio, paga e Da può fare quando è quello che seguo il Catania non mi ero mai, non avevo mai visto una situazione Fischiare, ad così esempio, del sulla genere. lettura della Assolutamente. È formazione. la prima volta che mi succede in 40 anni, 50 anni. Io vado allo stadio da piccolino, insomma. ed è ovvio che hai una memoria storica, Sì. anche in tal senso. In effetti è chiaro che anche Toscano ha espresso il suo parere, ha detto non è facile certamente Non è semplice. in questo contesto, anche se non mi permetto di giudicare quello che fanno i tifosi. Ermanno, noi parleremo dopo invece ancora di numeri di questo 2025, chiaramente iniziato male sotto l'aspetto dei numeri e anche delle prestazioni in molteplici occasioni per il Catania. Però hai visto anche tu qualcosa di diverso nell'ultima partita? Marco, sicuramente ci sarà stato un miglioramento, no? Sia come imprinting, soprattutto nel secondo tempo, come voglia di cercare di ribaltare la situazione, di cercare di spingersi anche un pochettino in avanti, di rischiare qualcosina in più. Ho visto nel secondo tempo il Catania che comunque muoveva bene la palla da destra e a sinistra, quindi cercando gli spazi, cercando le imbucate giuste. La cosa che non ho visto grande qualità. In realtà è mancata molta qualità, soprattutto negli ultimi 25-30 metri, è mancata quel guizzo degli attaccanti davanti. Ovviamente poi finisci la partita con Lunetta e Luperini come due diciamo, punte centrali, ovviamente c'è qualcosa che stona. Sicuramente c'è qualcosa da migliorare, le defezioni non aiutano il Catania a risollevarsi, però ovviamente la cosa che in qualche modo rende anche il tifoso un pochettino diciamo in difficoltà, no? Che poi va allo stadio e critica la squadra, protesta la squadra, e anche perché comunque il Catania nelle ultime partite non ha giocato. Fa pensi anche alla dirigenza per Sì, una contestazione generale fra le due curve, chiaramente distribuita fra le due curve, soprattutto. Una curva ha deciso Una curva più di schierarsi contro la dirigenza, l'altra curva ha deciso semplicemente di non appoggiare la squadra e quindi addirittura al gol dell'1-1 allontanarsi completamente dallo stadio. Scelte dei tifosi, giusto. Però la situazione è questa. Però nell'ultimo periodo non ha incontrato il Benevento, non ha incontrato il Cerignola, non ha incontrato nelle ultime soprattutto 3 uscite, hai giocato con squadre di livello più basso del tuo e non hai dimostrato di essere più forte degli altri. Quindi sicuramente anche questi non risultati ad Altamura, questo non risultato con la Casertana o col Foggia dentro casa, comunque alimentano ancora di più quella pancia rabbiosa del tifoso. Che ha radici ovviamente lontane, questo lo sappiamo. Carlo, Io penso che in questo momento l'obiettivo di Toscano deve essere quello di riuscire a mettere in campo giocatori che stiano bene fisicamente e che non rischino un ulteriore infortunio. In questo momento sarebbe veramente penalizzante per il proseguo. E per il proseguo, recuperare gli altri, ma soprattutto riuscire a mettere in campo un 11, 13, 14, 15 durante poi la gara che non rischino un infortunio. Invece purtroppo nella partita scorsa si è dovuto mettere in campo qualche giocatore che non era in perfette condizioni e che magari oggi non sarà il nome, convocato. che ad esempio quello di Anastasio, che e quindi diventa sempre il cane che si morde la coda, non riesci mai poi a raccogliere e a recuperare tutti quanti.
Allora, io voglio andare da Anna per ascoltare già le considerazioni dei nostri telespettatori da casa, anche su questi argomenti. Anna. Sempre rimanendo sull'argomento tifoseria, ci scrivono: che vergogna certi tifosi, fischiare la squadra già alla lettura della formazione e poi, cosa ancora più meschina, fischiare al gol del Catania e poi uscire dallo stadio. Tutto molto penoso, quindi speravano che il Catania non segnasse? Questi pseudotifosi sono solo dei ridicoli nemici del Catania. E ancora Enzo da Pirolo Gargallo ci scrive: spero tanto che la squadra esploda nei playoff e che ci regali la tanta cognata Serie B per avere questa gioia dopo un campionato altalenante. Queste sono alcune delle indicazioni, ovviamente io ripeto, non entriamo nel merito, ognuno ha la sua posizione, quelli che contestano hanno una posizione, quelli che sono contrari alla contestazione ne hanno un'altra, logicamente. Io andrei cauto con diciamo, gli aggettivi, ecco, sotto questo punto di vista, però è chiaro che è normale che ci sta che un allenatore come Toscano si interroghi e dica non è facile giocare in una situazione di questo tipo, mi sembra, però, mi sembra la normalità. Questi stessi tifosi, diciamo, che in qualche modo il nostro diciamo, commentatore, no, ha giudicato in qualche modo in maniera negativa, sono anche gli stessi che ogni domenica fanno i chilometri e ma fanno io sono convinto che sono quelli fronte... che seguono la squadra, quei 200, quei 300 persone che seguono la squadra anche lontano da casa, e sicuramente non è facile anche per loro. Di fronte al miglioramento, se conosco un po' il tifoso catanese, di fronte al miglioramento della situazione, tante cose saranno aggiustate per ciò che succederà ovviamente all'interno del club e che si rifletterà sui risultati in campo. Andiamo a vedere di nuovo Toscano, questa volta parla nella fine della conferenza stampa di ieri, ma ho deciso di prendere questo spunto, dei giovani del Catania, perché inserire i giovani in un momento come questo non è certamente facilissimo. Ascoltiamolo. Io non li chiamo giovani perché una volta che sono in prima squadra, in pianta stabile, si allenano con noi e giocano dall'inizio, subentrano, sono calciatori della prima squadra, non li considero giovani. Però chi si affaccia per la prima volta in prima squadra, soprattutto in palcoscenici come quello di Catania, devi essere io soprattutto bravo ad accompagnarli. A me dispiace perché se facessero un percorso come si stava facendo, 10 minuti, 20 minuti a Monopoli, 30 minuti, 40 minuti, finché hanno la percezione del peso che ha la loro prestazione, è più facile farli crescere. Buttarli così, perché a me dispiace poi buttarli così nella mischia in un momento così di difficoltà e di emergenza. Il calciatore cresce quando gioca non in questi momenti come a Monopoli, è entrato perché meritava non per un momento di emergenza. Quando entri in un momento di emergenza rischi di bruciare il ragazzo, è l'ultima cosa che io come allenatore devo fare. Però in questo momento deve capire, e l'ha capito il ragazzo, che è un momento che forse deve crescere il più velocemente possibile. Sta parlando ovviamente di Corallo, scelto come titolare nell'ultima partita, e chiaramente non è autore di una prestazione certamente di grande livello, peggiore rispetto a quella che abbiamo visto a Monopoli, però con tutte le attenuanti che ha detto Toscano. Non si poteva fare altrimenti. Tante attenuanti, Marco, perché innanzitutto non è una prima punta. Giocare di spalle per Corallo è veramente difficoltoso. Corallo aveva bisogno che in quel momento ci fosse per esempio Montalto, che si fosse messo dietro le spalle il peso un po' dell'attacco, avrebbe preso le bastonate, le legnate, Montalto, per dare spazio a Corallo, che è bravo a muoversi dietro una prima punta. Lo aveva fatto benissimo a Monopoli quando è subentrato e si è messo a disposizione di Inglese e ha spaccato la partita. In casa, in una partita in cui già sei in grande difficoltà di organico, insieme a Luperini, che non è neanche lui l'attaccante, è stato messo un po' al massacro, non per colpa di Toscano, per carità, ma per la situazione che si è ritrovato anche senza De Paoli e Montalto all'ultimo praticamente. Non è una prima punta, di spalle fa fatica per caratteristiche a far giocare bene la squadra.
Sì, io l'unica cosa in realtà dei ragazzi diciamo, che possono essere in qualche modo adesso reinseriti no, con continuità all'interno di quei 16-18, vedo anche Ed Emilio che è subentrato domenica scorsa, che comunque sta facendo molto bene in Primavera 3, vedo Privitera che diciamo, non è una prima punta, però può fare la seconda punta, gioca largo, quindi è un giocatore molto interessante che da 2 anni a questa parte ha fatto molto bene nella sua categoria. C'è sempre Forti, questi ragazzi qui. L'unica cosa, il mister dice non li voglio mai bruciare i ragazzi, però mi viene da pensare ancora allo scotto, c'è il 5-0 contro il Trapani. Lì c'è stata invece una cosa opposta che per alcuni ragazzi è pesata comunque come una brutta figura che sicuramente si porteranno anche perché è stata una scelta ovviamente scelta presa dal Catania proprio per tenere i giocatori che normalmente giocano dal primo minuto in campionato a riposo. Questa è stata la scelta del Catania, ma non torniamo indietro, andiamo invece avanti per ascoltare le considerazioni ancora dei nostri telespettatori da casa attraverso la nostra Anna. Inizio subito con una domanda per Carlo. Buon pomeriggio, volevo chiedere a Carlo Breve cosa deve fare la società per riprendersi la tifoseria. Enzo. Salvo di Catania, una domanda per lo studio, ma alla fine perché ci sono tutti questi infortuni? Perché questa squadra non si può amalgamare mai? Grazie. Ma più che la società, la squadra, no? Sì. La società si sta muovendo perché sembra che stiano per ingaggiare un direttore generale e questo sarebbe un passo importante e anche significativo, no? della volontà di far crescere questo club. Più che la società è la squadra che in questo momento deve trascinare i propri tifosi, e come lo può fare? Con delle prestazioni importanti e qualche risultato, qualche filotto che riaccenda la passione. E anche nello staff ci potrebbe essere anche qualche persona che chiaramente curi anche le performance dei giocatori, che integri appunto il lavoro fra il settore tecnico e il settore diciamo medico del Catania, per cui chiaramente è ovvio che questo è importante, il perché ci sono tanti infortuni. Questo, le cause sono molteplici, diciamo. Esatto, le cause sono molteplici ed è quello su cui si devono tentare di interrogare i dirigenti del Catania, perché chiaramente l'abbiamo sempre detto, il numero è eccessivo per quanto riguarda gli infortuni. È fondamentale per il proseguo di questa stagione rimettere a posto tutti, è fondamentale se vuoi avere delle ambizioni. È primario. Sì, no, soprattutto perché se arrivi 10°, 8°, 9° comunque li devi fare tutti i playoff. Se poi riesci a, come ha detto anche Di Gennaro in conferenza, possiamo essere una squadra diciamo pericolosa, una mina vagante. Se vuoi esserlo devi avere 20-22 giocatori tutti al massimo di livello. Al top della condizione. Cioè, a inizio anno comunque gli 11 che scendevano in campo erano forti. Dobbiamo avere il paragone dell'anno scorso. L'anno scorso il Catania è arrivato poi alla sfida decisiva con l'Avellino con un organico ridottissimo. Sì. È stato costretto Zeoli a riesumare Sturaro e Ndoi addirittura titolare dall'inizio nella giocatori che erano stati inattivi fino ad allora. Parentesi, avversario della prossima partita. Quest'anno si deve cercare di portarli tutti al top della condizione prima delle sfide per playoff. ricominciare un nuovo campionato, perché per ricominciare un nuovo campionato a tutti gli effetti. Andiamo a sentire invece Toscano, l'avevamo anticipato, su quello che sta succedendo fuori dal campo da gioco, sulla situazione che investe il campionato di Serie C, Girone C, legata alle società che potrebbero scomparire definitivamente. Sentiamo il suo pensiero. Noi dobbiamo essere concentrati sulla partita del Latina, pensare alla partita e mettere in preventivo che noi mercoledì giochiamo. Seconda cosa, 3 settimane nessuno ha fatto una domanda se sarà falsato questo campionato, cosa si prevederà sull'esclusione perché è una cosa importante questa, perché tante squadre, noi adesso lo incontriamo, la Turris, tante squadre l'hanno incontrato prima e magari se succederà che verranno escluse perché non hanno escluse prima, dove quelle squadre che l'hanno affrontato hanno subito delle squalifiche, degli infortuni, tante cose che questo campionato è partito male, sta finendo in modo non bello per l'immagine del calcio italiano e per questa categoria. A me dispiace per queste piazze perché sono delle piazze gloriose, però sinceramente
tante cose sono falsate, non hanno un filo logico fino alla fine. Quando succederà l'esclusione, se succederà, come sarà rivoluzionata la classifica in quel momento, perché il campionato è fatto di momenti, come il Cerignola ha vinto con noi, faccio un esempio, ha vinto con noi, la settimana dopo ha incontrato la Turris, quindi vinci con il Catania, se è un buon momento, in quel momento rivinci con la Turris, se avesse incontrato la Turris nello stato che abbiamo incontrato noi all'andata, avrebbe avuto un po' di difficoltà in più, non lo so, forse. Sono tante cose che oggi devi capire quando succederà, in che momento arrivi a quella situazione e devi cercare di tirare fuori il meglio. Poi quello che succederà saranno altri personaggi a decidere, non sta a me giudicare o fare delle considerazioni. È incredibile pensare che siamo a marzo e queste sono le discussioni che si devono fare in un campionato che è regolarmente partito e di cui si sapevano le problematiche relative ad alcune squadre già da poco dopo l'inizio del via di questo campionato. Abbiamo detto a inizio trasmissione cosa sta succedendo in questo momento, ovviamente vi aggiorneremo se ci sono notizie, lo faremo chiaramente in diretta. Intanto io vado da Anna per dare ulteriori invece aggiornamenti su chi ci scrive da casa. Altra domanda per Carlo. Ciao, chiedo a Carlo, quanto approva le parole di Toscano che richiama sempre all'emergenza e al temperamento? Io reputo che qualcosa non ha funzionato anche da parte sua. Altro messaggio, io comunque resto convinto che se per caso ai playoff ci arriviamo con Dal Monte, Stoppa e Jimenez al meglio, la possibilità di divertirsi c'è. Ciao bellissima Anna, io sono sempre per il Catania e sono certo che torneremo in alto. Spero con questa dirigenza che deve crescere. E questo, insomma, intanto per i complimenti giusti per Anna. Grazie. Invece la domanda per Carlo. Diciamo che lui parla spesso di mentalità, di temperamento, di fame, di approccio alla gara, un po' sono le basi su cui si fonda un po' il suo pensiero calcistico, no? E quindi cerca di trasmetterlo alla squadra. Per quanto riguarda l'emergenza, è un dato oggettivo. È quella? C'è una piena emergenza. Io ho ascoltato oggi la conferenza di mister Boscaglia. Loro non... Al contrario, loro hanno recuperato tutti. Hai visto? E quindi un allenatore cosa può sperare, no? Che abbia l'imbarazzo della scelta, che abbia il pensiero di dover scegliere chi sta meglio, di far fuori qualcuno, il pensiero di come far fuori qualcuno dei suoi giocatori, magari l'imbarazzo. E questo è quello che si augura sempre nell'allenatore. Queste situazioni non le ha avute sicuramente Toscano quest'anno. E soprattutto la cosa di non contare i minuti, sai, quello c'ha solo 60 minuti e quindi al 60° devi far uscire, non sai chi devi mettere al suo posto o mettere i giocatori, ne ha parlato pure lui stesso, fuori ruolo. Cioè far giocare dei giocatori fuori ruolo come Luperini, come Lunetta è successo ad Altamura ad esempio. Non è il massimo anche per il giocatore stesso che ormai si è specializzato per un determinato tipo di ruolo, ovviamente entra in una fase anche di difficoltà. Ne parleremo fra pochissimo insieme alle notizie che arrivano anche da Latina, subito dopo la pubblicità, vi aspettiamo. Eccoci qua di nuovo in studio, seconda parte di preview, andiamo con lo spazio riservato all'avversario del Catania, cioè il Latina. Fra poco avremo un ospite, un collega che ci parlerà della squadra di Boscaglia. Intanto vi facciamo vedere le nostre consuete grafiche per dare un po' il quadro della situazione partendo proprio dall'allenatore che Carlo si è seduto sulla panchina, lo vediamo proprio nella grafica, Roberto Boscaglia si è seduto sulla panchina del Latina proprio nella partita di andata, vincendo la partita al Massimino e portando il Catania verso una strada che in quel momento non sembrava quella che è adesso, perché il Catania, lo ricordiamo, prima della partita con il Latina aveva una situazione di classifica non così deficitaria. Da quel momento lì è incominciata la crisi, che così possiamo dire, è arrivata fino alla giornata attuale, per cui praticamente Boscaglia, se non diciamo, sbaglio, il Catania era imbattuto prima di Latina, aveva perso col Giuliano, però era in un momento comunque positivo, veniva dalla vittoria con l'Altamura, dal pareggio di Foggia in ripresa del 0-2, 5 risultati utili consecutivi se non vado errato, però dico era sconfitta inaspettata, almeno 6 dal primo posto, esatto, almeno 6 punti dal primo posto.
arrivò Boscaglia, arrivò quel gol e la sconfitta, e da lì diciamo che il campionato del Catania in quel momento Si è incominciò incanalato in un'altra a direzione. deragliare. Ovviamente non abbiamo detto dei grandi meriti di Boscaglia, soprattutto a Trapani, con una squadra che ha portato dalla Serie D fino alla Serie B. È un allenatore che conosciamo certamente molto bene, siciliano, fra parentesi. Conosco bene perché ci ho giocato più volte contro, con la sua Agragas e con la Nissa, allenatore di grande personalità innanzitutto, e che gioca un calcio molto propositivo. Sì. Con la Nissa faceva un 4-2-4 molto spregiudicato, e che riesce a dare proprio la sua impronta alle sue squadre, così come a Trapani 4-2-4 in maniera veramente molto brillante, con Madonia esterno di sinistra. Nel DNA, perché negli ultimi anni ha cambiato sistema di gioco. Esatto, è un sistema che è più utilizzato. Nel suo 3-5-2 c'è un protagonista assoluto che gioca proprio da mediano davanti alla difesa, che insomma amministra l'azione del Latina, che è Peterman, che andiamo a vedere anche lui nella grafica, è il faro, così l'abbiamo chiamato. Mancino. Esattamente, della squadra. Tanta esperienza, classe 1994, più di 360 partite in carriera, ex Palermo, fra parentesi, un giocatore certamente di qualità. Il centrocampo del Latina non è malaccio, diciamo, soprattutto in quei tre lì, con Peterman, con Di Livio, con Riccardi, insomma, ed altre alternative. Il momento del Latina, e poi andiamo invece dal collega subito, che mi dicono dalla regia essere già collegato, le ultime 5 della squadra del Latina, con i risultati che vedete: la sconfitta in casa del Messina, la vittoria con la Cabese, la sconfitta pesante col Giuliano, il pareggio con il Benevento e l'ultimo pareggio con l'Altamura, che creano questa posizione e questi punti in classifica con 8 vittorie, 7 pareggi e le tante sconfitte. Allora io vado subito da Domenico Ippoliti, Corriere dello Sport e Radio Latina. Domenico, buon pomeriggio. Ti chiedo insomma di darci qualche informazione ulteriore su questo Latina. Ci diceva che ha parlato Boscaglia e che ha l'imbarazzo un po' della scelta, no, in questo momento? Sì, un saluto a tutti, ben trovati, è sempre un piacere. Sì, Boscaglia ha parlato di squadra praticamente al completo ed è già un evento a Latina, visto quello che è accaduto nelle settimane passate. Manca ancora l'appello Ciciretti, che resta un grosso punto interrogativo nell'organico nerazzurro. Per il resto il tecnico, a parte il lungo De Genti, potrà contare veramente su tutti, e come avete accennato voi, soprattutto su un centrocampo ottimamente assortito, anzi al mio modo di vedere anche pieno di doppioni, di giocatori che infatti inevitabilmente devono restare fuori. Faccio l'esempio di Di Livio e Riccardi, che nelle stagioni precedenti erano delle colonne portanti della squadra, che adesso si alternano tra panchina, spezzoni di gara e rare maglie da titolare. È un Latina che si è ripreso, almeno dal punto di vista caratteriale, della personalità, ci aveva abituato a pesanti tracolli, soprattutto in trasferta. Una volta subito il gol dello svantaggio è una squadra che si scioglieva come neve al sole. Adesso invece ha saputo reagire sia col Benevento sia con l'Altamura nell'ultimo match, nel quale avrebbe meritato decisamente di più, 2 traverse, un gol annullato, e ci chiediamo ancora il motivo per il quale è stato annullato. Fatto sta che alla fine in estremi si è arrivato al pareggio. Una squadra che dal punto di vista della personalità, del carattere, sembra aver ritrovato un po' di movente. Domenico, ci dobbiamo attendere che siano in campo o almeno soprattutto 2 degli ex Rapisarda, che insomma l'ex più certamente amato qui a Catania, ma anche Ndoi e Bocic. Dacci un po' delle idee sotto questo punto di vista. Rapisarda credo di sì, anche se in questo momento sulla fascia destra potrebbe essere preferito Ercolano, anche per una questione di anagrafe. Per quanto riguarda Ndoi, era un punto fermo fino a poche settimane fa, invece viene da 2 panchine, è stato utilizzato solo nei finali di gara con Benevento e Altamura. Non sappiamo se sia una questione di condizione atletica, ma è un giocatore che di una classe, insomma, ne abbiamo visti pochi in questi ultimi anni a Latina, di giocatori col suo talento. Quello che gli manca è la continuità, ma credo che anche a Catania si sappia bene questa cosa. Per il resto c'è Bocic, c'è un altro ex che però è sceso un po' nelle gerarchie e difficilmente sarà tra i titolari. Sì, buonasera. Visto che nelle ultime 3 Peterman e Riccardi sono stati sempre titolari, credo che anche domani potrebbero essere un po' l'asse portante.
L'altro centrocampista chi potrebbe scegliere, visto che Riccardi è un giocatore di qualità, Peterman è un play di grande qualità, potrebbe essere un corridore, vedi Di Livio, vedi Scravaglieri o Gatto? Secondo me nelle gerarchie di Boscaglia, almeno negli ultimi tempi, c'è una preferenza verso Gatto, che è un nuovo arrivato, gennaio, un giocatore di grande sostanza, di grande quantità, e sta dando molto, a meno che non ripeschi e non rilanci Di Livio. Meno possibile l'impiego di Scravaglieri, anche se è un ragazzo che sta facendo bene, si è ripreso alla grande da un brutto infortunio partito a inizio stagione, però ecco, dovessi fare una sequenza, direi prima Gatto, poi Di Livio e a seguire Scravaglieri. Domenico, io ti ringrazio, ci vediamo domani allo stadio. Buon pomeriggio. Grazie a voi, un saluto. Grazie, buon pomeriggio dunque a Domenico Ippoliti, che ci ha dato un po' l'idea anche dello schieramento. Poi ovviamente a fine trasmissione torneremo sulle probabili formazioni anche del Latina. Io invece vado subito da Ermanno per andare a fare la nostra consueta confronto fra queste due formazioni. Anche dei numeri si nota una differenza anche nel modo di approcciare la partita, no? Sì, nel modo di sviluppare soprattutto le giocate, no? Quello che si viene adesso chiamata la costruzione, ok? Quindi l'inizio dell'azione, soprattutto da parte del portiere o nella propria tre quarti. Il Latina è una squadra che gioca davanti per lo più con Ekuban e Mastroianni. Mastroianni è un giocatore di 1,90 m, non molto prolifico, però è un giocatore che sa giocare bene con la squadra. Questo per anticipare quello che risulta dal dato, ovvero da quella che è la media per lanci lunghi. Il Latina è una squadra che sa costruire anche da dietro con un fraseggio, giocando con i 3 più i 2 quinti larghi, ma sa anche andare molto... Soprattutto ci farei vedere soprattutto, poi sì, lancia lungo. È una caratteristica che fanno, dopo la vedremo proprio con i tagli video, ricercano uno dei due attaccanti, questa spizzata, questa palla su Mastroianni, e poi dalla giocata aerea può nascere una spizzata per la profondità, per la corsa di Ekuban, o una ricerca di una seconda palla con Gatto per esempio, o anche lo stesso Riccardi o Peterman alla ricerca della seconda palla in zona centrale, per poi andare velocemente in verticale. A differenza invece del Catania, che ultimamente, anche per l'assenza di Inglese, sta giocando molto più in orizzontale rispetto a una giocata in verticale, però è un Catania che comunque il dato su cui mi voglio soffermare è il dato quello sugli 1 contro 1 e sui dribbling, perché era un dato che a inizio anno, soprattutto fino alla fine del 2024, era un dato dove il Catania era nelle prime posizioni. Adesso vediamo invece che è un pochettino in calo, mentre il Latina è prima in classifica. Anche perché forse mancano dei giocatori, mancati dei giocatori che sull'1 contro 1. Sicuramente l'assenza di Inglese su tutti e Stoppa su tutti hanno abbassato un pochettino questa statistica. Il Latina invece, che è primo per dribbling e 1 contro 1 riusciti come percentuale, esaltano quelle che sono le qualità proprio di Riccardi, proprio di Ekuban o di Improta, che vedremo successivamente preferisce attaccare rispetto a difendere, soprattutto sulle marcature, sui cross laterali. E altri dati che ci fanno pensare un po' a come gioca il Latina rispetto al Catania è la pericolosità su tiro. La pericolosità su tiro non è altro che in qualche modo relazionata anche alla posizione in cui si calcia, ovvero il Catania è secondo in classifica su questo dato perché calcia spesso dentro l'area di rigore, sì, o calcia vicino l'area, quindi è una pericolosità più alta, maggiore per la vicinanza. Sì, rispetto però al Latina, che invece ha una pericolosità più bassa, questo perché calcia spesso da fuori. Le percentuali invece su tiro in porta rispetto ai tiri totali non vedono il Catania in realtà così in alta classifica. Questo vuol dire che il Catania calcia, sì, è vero, da vicino, però molte volte non prende la porta. Non prende lo specchio. E su quello, questa mancanza di lucidità e anche qui secondo me i dati degli ultimi 2 mesi hanno certamente annacquato e di molto i numeri che tu ci hai fatto leggere. Torneremo fra poco, Ermanno, perché io voglio tornare da Anna sempre per i messaggi dei nostri telespettatori. Anna. Eccomi con altre domande. Ci scrivono: complimenti a Marco e Carlo per le telecronache del lunedì, puntuali, competenti e mai sopra le righe. Chiedo a loro di dirmi se si aspettavano una stagione così, una vera tristezza. Passo un altro messaggio: a questa squadra serve Inglese come il pane, senza di lui siamo senza attacco. E sempre su Inglese ci chiedono: buongiorno, come sono le condizioni di Inglese? Giocherà domani?
Altro messaggio: Cicerelli è ancora un nostro giocatore che assieme a Cianci quest'anno avrebbe fatto un campionato più che dignitoso. Grazie Anna, Inglese non gioca, invece... Ci aspettavamo un campionato del genere? Ci avete un No, campionato del sicuramente genere? No, è indubbio. Dopo le prime gare, avremmo preferito soprattutto. commentare, visto che vi ringraziamo ma avremmo preferito commentare altre partite, diciamo. Qualche vittoria in più. Esattamente, qualche vittoria in più. Cicerelli. Su Cicerelli e Cianci, il mister lo dice da settembre che Cianci sarebbe stato un giocatore che poteva essere di grandissimo così aiuto. come Cicerelli. Diciamo Però che Cicerelli forse per modulo di gioco era più difficile da piazzare. più difficile da piazzare, però si poteva un giocatore di pensare qualità, anche a cambiare un po' il sistema di gioco, avendo Cicerelli dentro. E diciamo che questo racconta un po' di quella che è stata la stagione, con tutto quello che è successo sia durante l'estate, lo ricordiamo, insomma, è stata una stagione che ha portato poi a tutto quello che è arrivato fino ad ora. Allora torneremo di nuovo da Anna, ma io invece vado da Ermanno, perché a questo punto andiamo a vederci questo Latina un po' più da vicino, perché parlavamo con i numeri, ma adesso vediamo le immagini. Ad esempio, partendo dalla fase di non possesso, fanno un po' di fatica sui cross. Mi sembra che hai individuato questo punto. Sì, soprattutto non tanto sui cross, ma quanto sull'attacco di questi traversoni sul secondo palo. Sull'attacco che arriva dalla parte opposta. Sì, vi faccio vedere principalmente prima un primo taglio dove vediamo proprio una situazione col Benevento, dove su questo cross laterale da destra, quindi con palla che va al secondo palo, vediamo come Rapisarda effettua una marcatura molto stretta sul suo diretto marcatore, però sull'inserimento alle spalle proprio di Rapisarda non è molto preciso, a quanto pare assente la copertura dello spazio da parte dei compagni, soprattutto delle mezziali, che non seguono il movimento dell'attaccante del Benevento, che colpisce indisturbato vicino alla porta. Dal prossimo invece taglio video vediamo proprio come, a differenza è una similitudine rispetto a quella che fa ormai il Catania, è una fase di pressione. Su palla laterale la pressione non viene effettuata dal quinto, ma viene effettuata dalla mezzala stessa, che esce in pressione, quindi permettendo ai tre centrali più il quinto opposto di abbassarsi e diventare una linea a 4 o addirittura a 5. L'unico problema è proprio quello che ti ho detto prima, Marco, Improta, che non è proprio un marcatore, un giocatore che ce lo ricordiamo in Serie A con le maglie del Chievo, del Cesena o del Genoa, ma lo ricordiamo che giocava spesso come terzo d'attacco o come esterno di centrocampo, quindi difensivamente qualche volta fa fatica. Qui sempre col Giuliano vediamo una fase di pressione laterale dove esce proprio la mezzala, e su questa palla sul secondo palo vediamo Improta in qualche modo ingabbiato da due avversari, e la difficoltà comunque di andare a colpire la palla di testa e in qualche modo difendere quello spazio. Qui vediamo sempre, qui è Segatta, altra mezzala del Latina, che va in pressione laterale. La linea è compatta, è una linea a 4, e sul secondo palo c'è un po' una difficoltà del marcatore, che in questo caso è Ercolano, che si fa prendere alla sprovvista con un taglio alle spalle. Questo dunque per quanto concerne la fase di non possesso e la situazione legata ai cross. Sui duelli c'è qualcosa che poi possiamo dire? Sì. Nella clip numero 3. Sì, lo dico per la regia. Nella clip numero 3 vediamo Motolese, che è un 2004 ex Bologna, ex Carrarese, che in questo caso, in questa situazione, non è proprio in qualche modo pulitissimo nell'andare a contrasto. Qui si fa trarre troppo dal pallone, non aspetta, non temporeggia e non accompagna la giocata di Del Sole portandolo sull'esterno, ma esce in maniera repentina. Ovviamente in questo caso già sul controllo Del Sole ha il vantaggio completo ed è posturato per andare in porta, ha già messo il corpo davanti, e questo poi porta al 2-0 del Giuliano, che poi libera la strada per quello che è stato il 5-2 finale. Quindi diciamo che difensivamente, soprattutto su campo aperto, sia Motolese che Marenco, che sono due giovani, un 2003 e un 2004, alle volte soffrono un pochettino i duelli uno contro uno, soprattutto in campo aperto. Mi viene da pensare, sì. Ti devo interrompere solo un attimo, perché abbiamo in collegamento Francesco Triolo, perché sono arrivate le conferme sulla penalizzazione del Messina. Io volevo collegarmi subito con Francesco Triolo, mi dicono che è pronto dalla regia. Eccolo qua. Francesco, allora 4 punti di penalizzazione, ci confermi, giusto? Sì, Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. 4 punti di penalizzazione per il Messina, deferimento per 3 mesi per i legali rappresentanti, il presidente Stefano Laimo e l'amministratore
Doudou Cissé. Queste sono le sentenze appena uscite dal Tribunale Federale Nazionale, che sostanzialmente hanno accettato le richieste della Procura di questa mattina dopo la presentazione delle tesi difensive da parte dei legali delle società. 6 punti, se vogliamo darla completa, 6 punti di penalizzazione per la Lucchese, 4 per la Triestina nel girone A, ma soprattutto l'esclusione del Taranto dal campionato di Serie C, con 3 punti di penalizzazione da scontare al primo campionato utile della squadra pugliese, che sarà eventualmente in eccellenza. Da discutere c'è, Marco, la posizione della Turris, che avverrà la prossima settimana, perché il deferimento della società campana è arrivato soltanto ieri sera. Quindi, esattamente il 12 di marzo ci sarà la discussione sulla Turris. Quindi il Messina scende di 4 punti in classifica, passa mi sembra da 25 a 21. Ora devo fare i calcoli, ancora non li ho fatti, sull'esclusione del Taranto, come incide con la Casertana, però se dovessero essere escluse tutte e due le società, Taranto e Turris, la Casertana perderebbe 10 punti, il Messina 9, quindi ci sarebbero quei 5-6 punti di differenza tra le due squadre, che in questo momento consentirebbero ai giallorossi di disputare il play-out salvezza con il fattore campo a sfavore. Poi naturalmente dipenderà dal risultato delle prossime partite, però intanto questa è la notizia, ve l'abbiamo data come flash immediatamente. Hai fatto benissimo, Francesco, anche ad aggiornarci sulla situazione del Taranto, visto che avevi appunto anche il dispositivo in mano, tutto quello che è stato deciso legato al Messina e legato al Taranto. Volevi ritornare a parlare, Ciccio? Sì, ti volevo dire che non è escluso che anche la partita tra Catania e Turris possa essere rinviata per via di questa vicenda. Questo l'avevamo già detto a inizio trasmissione, ed è chiaramente una conseguenza inevitabile di quello probabilmente inevitabile di quello che sta succedendo. Francesco, ritorno da te fra poco per invece la situazione legata al campo. Grazie Francesco, fra poco. Vabbè, Carlo, l'abbiamo detto, questa è la realtà, che poi appunto ti vede a marzo dire: allora aspetta, vediamo se il Taranto viene escluso, se viene escluso anche la Turris, vediamo se ci sono gli 8 punti, il Messina deve capire se potrà fare play out oppure no. Quello che trovo tragicomico, Marco, sai cos'è? Che il Messina ha una nuova proprietà che si è insediata al campionato in corso e che è veramente facendo peggio di chi c'era prima. Ma che adesso, fra parentesi, poi ci faremo anche dire per il discorso della proprietà, non riesco io sembrerebbe che queste quote possano passare nuovamente da altri. Insomma, è una situazione, quella del Messina, certamente ingarbugliata, che lo diventa ancora di più con questi 4 punti di penalizzazione in classifica. Torno da Ermanno per andare nuovamente sul Latina. Vi abbiamo dato questa informazione, dunque, che ripetiamo: 4 punti di penalizzazione per il Messina, l'esclusione del Taranto per quanto riguarda il campionato di Serie C, Girone C. Fase di possesso per quanto riguarda il Latina. Dicevamo di questa palla spesso lanciata lunga o alta per favorire le 2 punte. Sì, per favorire il gioco aereo delle 2 punte, soprattutto la punta che viene cercata maggiormente è Mastroianni, che non è proprio, come ho detto prima, un finalizzatore. Ancora nelle 21 presenze in stagione ha fatto solo 2 gol e un assist, però viene cercato molto sia in costruzione bassa che in costruzione laterale. Su questa palla ci sarà poi la ricerca della spizzata per mandare soprattutto Ekuban in profondità, o per la ricerca di una seconda palla. Qui vediamo proprio con l'Altamura come viene ricercato da una costruzione Mastroianni, la spizzata per Ekuban, poi qui c'è una ricerca della seconda palla proprio dallo stesso Mastroianni, che è bravo in questo caso a dominare il pallone e andare al tiro. Qui un po' sfortunato, centra il palo, però vediamo come sia una giocata cercata. Qui da palla laterale Improta gioca direttamente sulle 2 punte, sulla punta che in questo caso invece è Ekuban, che va a colpire la palla di testa. È molto bravo qui Peterman a mettersi, diciamo, come incursore della profondità, e poi ci sarà una giocata sempre di Ekuban e di Peterman che porterà al tiro. Questo è un terzo taglio, sempre con l'Altamura. Su costruzione bassa si ricerca nuovamente una delle 2 punte, in questo caso è proprio Ekuban, che fa lo scarico su Mastroianni, e poi ci sarà, diciamo, una spizzata, una ricerca della seconda palla. Qui c'è proprio lo scarico e il tiro in porta di Mastroianni. Quindi è una soluzione che provano e che potrebbe dare fastidio al Catania, anche se il Catania difende
difensivamente, soprattutto sui duelli aerei, è messo abbastanza bene. Se penso a Di Gennaro, penso a I Del difensori ora hanno tanti centimetri, quindi non dovrebbero soffrire questo modo di giocare. Forse un po'. sai, qualche spizzata, qualche palla dietro la linea potrebbe in qualche modo essere pericolosa, però diciamo che per centimetri parlando anche il Catania non è messo male Si dietro. fa rispettare. Noi di solito vi facciamo vedere sempre anche le situazioni su palla inattiva, no? Anche su calcio d'angolo, perché è un dato che ormai nel calcio moderno è diventato fondamentale. Lo facciamo anche per il Latina. Sì, la volta scorsa col Foggia l'abbiamo vista in chiave difensiva, ora la vediamo invece come le palle inattive, in questo caso gli angoli possono essere una chiave importante per creare pericolosità. Qui vediamo proprio il blocco centrale di vari uomini che stanno al centro, un giocatore che si mette largo sul secondo palo e crea il blocco, ed è proprio Improta che parte da dietro, che viene ricercato su questa palla al secondo palo, che è uno schema in realtà molto interessante che crea pericolosità. Qui invece c'è sempre lo schieramento è molto simile, col blocco centrale, l'uomo diciamo sul secondo palo a creare quel piccolo blocco, Improta che va su quello spazio, ma qui è invece bravo Mastroianni a attaccare il vertice del primo palo e a colpire bene verso la porta, non trovando però la rete. Mentre col Giuliano vi faccio vedere il terzo taglio, dove ci sarà sempre una piccola mezzaluna, attacco del primo palo di un giocatore che si muove al centro dell'area, il gruppone diciamo centrale, e qui invece è molto bravo, se non sbaglio proprio Mastroianni, a colpire di testa e a trovare la rete poi del 2-5. E questo è quello che vi abbiamo fatto vedere, vi abbiamo un po' dato qualche indicazione sul Latina e sulla partita che vedremo praticamente fra meno di 24 ore e che vi racconteremo anche attraverso Telecolor con diretta stadio, i collegamenti dallo stadio di Latina. Volevo tornare da Anna, altri messaggi da casa e poi torno invece da Ermanno per la lente di ingrandimento sul 2025. Messaggio da Marcello da Mascalucia: buon pomeriggio, aspettiamo il finale di campionato per vedere anche la fine di questa odissea sportiva, purtroppo è andata così. A gennaio non hanno pensato a sistemare la situazione ma solo a vendere, e questi sono i risultati. Domanda da Francesca: buon pomeriggio, che ne pensate di mandare la squadra in ritiro fino alla fine del campionato? Penso che funzionerà. Altra domanda: com'è possibile che squadre come Bari, Palermo, Catanzaro e tante altre nel giro di pochi anni siano saliti in B, mentre noi da 11 anni marciamo in questa categoria? Per loro non è un campionato difficile, inoltre giocano senza pressioni. Grazie mille a tutti e complimenti ad Anna per la professionalità. Grazie a voi. Bravo, mi fa piacere, i complimenti ad Anna, però allora per quanto riguarda le altre società, il Catanzaro ci ha messo parecchio tempo, con grandi investimenti. Dobbiamo tenere in considerazione che il Catania nel frattempo ha avuto tutta una serie di situazioni che conosciamo tutti benissimo, il fallimento, una nuova società, ripartire dalla Serie D, qui chiaramente non è imputabile, non possiamo imputare a questa nuova società, possiamo imputare le colpe di questa nuova società, ma non quelle di 8 anni fa o di 10 anni fa o di 7 anni fa, così come viceversa. È solo il secondo anno di C, volevo ricordarlo, perché ecco, tre anni fa il Catania era in Serie D e 4 anni fa il Catania era fallito, così come diciamo il Taranto la Turris, non nello stesso modo, però quindi il Catania è il secondo anno di C, non l'11°, che poi si allunga il percorso, è vero, però... Ma che ci sia stanchezza da parte del tifoso per tutto quello che sta succedendo, per quello che è stato fino a 20 anni fa e quello che è stato invece negli ultimi 10 anni è evidente, perché chiaramente il Catania è da troppo tempo in categorie che non le appartengono, ma le responsabilità sono da dividere fra tutto quello che è successo in questi anni. Chiaramente il ritiro è anacronistico ormai pensare a un ritiro di mesi, insomma. Non si usa più, dai. diventa un po' difficile da gestire. Certamente però sta diventando un po' difficile da gestire la situazione di questo 2025. Finora Ermanno e Carlo l'abbiamo detto, per le tante indisponibilità soprattutto, che poi hanno portato anche a dei numeri particolari che andiamo a rivedere, Ermanno, in questa lente di ingrandimento proprio focalizzata su quest'anno solare. Sì, diciamo che nel 2025 i dati, no, che ho voluto sottolineare sono proprio quelli del Catania, che subisce
tanti gol, ne ha subiti 13 in 9 partite, con un dato di media tiri in porta subiti di 3.8, quindi subisce all'incirca 4 tiri verso lo specchio della porta a partita, e ha una media gol di 1.4 gol subiti a partita in queste 9 partite. Questo vuol dire che il 36% dei tiri che arrivano nello specchio della porta poi diventano gol per l'avversario. Ma soprattutto il dato che fa un pochettino più male riguardando un po' le prime 7-8 partite di inizio campionato è proprio il dato sui clean sheet, ovvero le reti inviolate, che sono pari a 0. Quindi nel 2025 il Catania, che sia fuori casa che sia in casa, ha sempre subito gol. Mi ricordo, diciamo, le prime prestazioni del Catania, e invece vedevano proprio una fortezza, no? nel trittico difensivo, nel portiere, nei centrocampisti, sul come si difendeva la porta. Il Catania ormai faceva, diciamo, da docente a tutta la Serie C. In questo caso invece il Catania sta peccando un pochettino anche di disattenzione, anche un pochettino di concretezza, l'ha detto spesso anche Toscano, e questo ha portato un 2025 sicuramente non fruttuoso da questi dati, ma soprattutto dal punto di vista dei risultati. Va bene, ci fermiamo ancora. Io vi ricordo le notizie che vi abbiamo appena dato 10 minuti fa: penalizzazione di 4 punti per il Messina nel campionato in corso, l'esclusione del Taranto con una penalizzazione che non riguarderà ovviamente questo campionato ma il prossimo campionato di appartenenza della squadra tarantina. Queste le notizie che arrivano della Turris. Si discuterà la prossima settimana, si va verso il rinvio di Catania Turris di mercoledì prossimo. Insomma, abbiamo detto questa è la situazione al momento. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per parlare ancora del Messina, questa volta del campo e magari della società e anche del Trapani, e per tornare poi sulla partita del Catania con Latina. Fra poco. Eccoci qua, terza parte di preview. Voglio tornare subito a Messina da Francesco Triolo, perché Francesco, abbiamo ricapitolato anche prima, intanto buon pomeriggio di nuovo, abbiamo ricapitolato anche prima di andare alla pubblicità le notizie che ci hai dato tu circa una decina di minuti fa. Ripartiamo da lì per andare ad affrontare, Ciccio, anche la situazione legata alla società Messina in questo momento e poi ovviamente quella legata al campo. Partiamo, Marco, dai 3 mesi di inibizione per Alaimo e per Sissé, che fino adesso sono stati il volto del Messina, della proprietà di AD Invest. Essendo inibiti per 3 mesi occorrerà trovare una nuova figura che abbia intanto rapporti con la federazione e la Lega, e questo già è un punto. Poi ti dico che c'è da registrare un grande fermento intorno alla società, perché si è mosso, come ricordi, anche la settimana scorsa il sindaco di Messina, ha coinvolto anche la deputazione, ci sono stati diversi interventi. Pare che nell'ultimo colloquio di un paio di giorni fa con Alaimo di persona e con Sissé al telefono, AD Invest abbia manifestato l'intenzione o la disponibilità a cedere le quote che ha acquistato ma ancora non ha pagato di Sciotto, l'80%. Ci sarebbero 3 gruppi interessati, uno è il locale, l'altro è quello diciamo sollecitato dal presidente del Trapani Antonini, però ci sono da valutare tutte le condizioni contrattuali. Il sindaco mi è parso anche in una telefonata di questa mattina abbastanza sicuro di quelle che sono le procedure da dover seguire in questo caso per cercare di salvare il titolo sportivo in extremis. Ha incontrato anche la squadra, una delegazione, il direttore sportivo Roma, per cercare di stare vicino alla squadra. Si sta cercando insomma di fare quadrato alla vigilia comunque di una partita importante, perché arriva la vice capolista Avellino, non è semplice, però i giallorossi in questo momento non possono fare calcoli o non possono guardare l'avversario, l'hanno dimostrato anche a Monopoli, dove nel primo tempo si sono giocati la partita alla pari contro una delle protagoniste di questo campionato, salvo poi calare nel secondo tempo. Che Messina sarà contro l'Avellino? È un Messina che ha dubbi soprattutto in attacco. Se puoi mandare in onda la grafica della formazione che abbiamo preparato poche ore fa, è un Messina che bene o male ha tutto
come certezza, perché Carapicas sconta la seconda giornata di squalifica. In mezzo dovrebbe tornare la coppia Dumbrovano-Geli con Averi a sinistra, in mezzo Garofalo, Bucher e Crimi non si toccano, davanti c'è qualche dubbio legato alle condizioni fisiche soprattutto di De Sena e Costantino, che possono essere impiegate anche a partite in corso, però dovrebbe essere questo tridente con Vicario, Dell'Aquila e Luciani a partire contro l'Avellino, con De Sena e Costantino magari che possono entrare anche a partita in corso. Questa è l'ipotesi del venerdì pomeriggio, naturalmente vedremo domani Banchieri cosa deciderà. Marco, questa è la situazione attuale allo stato di ora del Messina, una situazione che sicuramente non è facile, però la squadra ha dimostrato che l'obiettivo del play-out, se continua a giocare così, è alla portata. Poi dipenderà anche dai fattori extracampo, perché se dovesse arrivare un'altra penalizzazione con la recidiva, a quel punto tutti i sacrifici fatti sul Manterboso andrebbero vanificati. Ed è proprio così, ed è questo sicuramente il problema in questo momento, questa sorta di incertezza che investe anche la società, a parte la penalizzazione. Grazie Francesco, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, buon lavoro. Allora andiamo adesso invece da Franco Cammarasana, perché se da un lato c'è una società che è un po' assente, ecco, diciamo così, in casa Messina, dall'altro Franco, buon pomeriggio anche a te. Abbiamo un presidente sempre presente. Io credo che voi siate come i napoletani, no? Con De Laurentiis. Ogni giorno andate a capire se c'è un messaggio su X da parte del presidente Antonini, che oggi ha parlato di una sua riunione con la squadra. Insomma, un po' le racconta un po' tutte, diciamo, il presidente del Trapani. Sì, il Presidente ha cercato di essere, buon pomeriggio, ha cercato di essere presente vicino alla squadra in questi giorni. Siamo alla vigilia di una partita importantissima col Monopoli reduce da un periodo non certamente buono, perché occupava il primo posto, poi un periodo di 4 partite senza vittorie, 2 pari e 2 sconfitte, fino alla vittoria di Messina, che sicuramente sul piano psicologico ha dato nuovo slancio. Ma il Trapani è chiamato a una partita importantissima, perché in pratica con le decisioni del Tribunale federale è una delle società che verrebbe a perdere più punti, 4 contro il Taranto, 6 mercoledì quando verrà presa la decisione riguardante la Turris, quindi verrebbe a ritrovarsi fuori dalla griglia dei playoff, che comunque saranno sempre condizionati, almeno per le squadre del girone meridionale. Qualunque saranno le decisioni del Tribunale, saranno poi tutte penalizzate in fase di determinazione della griglia dei playoff, soprattutto quando verranno determinate le teste di serie, perché lì conteranno i punti fatti durante il campionato, la stagione regolare, i gol fatti, le partite giocate e così via. E le squadre del girone meridionale avranno sicuramente disputato meno partite rispetto alle squadre degli altri gironi. Lì probabilmente la federazione interverrà, perché dovrebbe essere non soltanto sfalsato il girone meridionale di Serie C, ma avrebbe un pochino ad essere sfalsati anche i playoff. Andiamo alla partita del Trapani. Franco, andiamo. Il presidente, ad Antonini, il presidente ha fatto un appello, ma anche lo stesso allenatore Torrente oggi, perché i tifosi vengono allo stadio. Domani festa della donna, tutte le donne con appena 5 euro potranno entrare a vedersi la partita col Monopoli, partita che è difficile per quanto riguarda la formazione cercare di indovinare, perché mercoledì Trapani gioca ad Avellino, quindi è probabile che Torrente schieri una formazione che tenga conto anche del doppio impegno. Per quanto riguarda la partita di domani, sarà assente Benedetti squalificato, forse recupera Saber, ed è del tutto recuperato invece Moulet, è arrivato a Trapani a gennaio, ma ancora per via di un infortunio non ha esordito. Probabilmente, anzi sicuramente domani andrà in panchina. Trapani che dovrebbe partire
con un 4-3-1-2, a meno che Torrente non gioca a specchio, perché Alberto Colombo del Monopoli ormai è assodato, schiererà al provinciale il solito 3-5-2. Probabile formazione con Uicai in porta, Celiento, Malomo, Silvestri, Ciotti oppure il capitano Sabatino in difesa, poi centrocampo Ruggiero, Toscano, Liotti oppure Berna. In avanti, se gioca con 2 punte, Sekberg a ridosso di Anatriello e Ongaro oppure di Piovanello. Questo per sommi capi dovrebbe essere il modulo schierato da Torrente, ripeto, non sicuramente certo. Il Trapani l'altro ieri finalmente ha svolto la prima partita della stagione a porte aperte, vi hanno assistito alla partitella infrasettimanale, chiaramente vi hanno assistito i tifosi, ma si è capito poco sulle intenzioni di Torrente di come proporre il Trapani domani pomeriggio contro il Monopoli. Grazie Franco Camarasana, sempre puntuale nelle tue indicazioni legate al Trapani. Ci sentiamo nella prossima occasione, il prossimo venerdì. Io torno adesso da Anna per altri messaggi da casa e poi ritorniamo a parlare del Catania. Ritorniamo all'argomento tifoseria per un attimo con Pippo che ci scrive: buonasera, la squadra si acclama sempre, specialmente in questo momento. Toscano è un grande allenatore e sta facendo il possibile. Dal mio punto di vista, al di là delle scelte societarie non sempre condivise o le varie problematiche di squadra dovute ai vari infortuni e altri fattori, per poter uscire definitivamente dalla crisi serve unione di gruppo e spogliatoio, quello che forse a mio avviso è mancato. Se crei un giusto ambiente, in automatico i risultati arrivano. Se crea un giusto ambiente i risultati arrivano, insomma, ma ci vuole tutte le componenti ovviamente, come si diceva qualcuno un tempo, i tifosi, ma anche ovviamente la società, la squadra e tutto ciò che ruota attorno alla squadra. Io vi voglio fare vedere la classifica aggiornata grazie al lavoro della nostra regia in base alle indicazioni che abbiamo avuto. È scomparso il Taranto. Lo vedete, ovviamente non c'è più lo spazio del Taranto. Il Messina con la penalizzazione di 4 punti che si ritrova in questo momento, considerando che la Turris dovrebbe seguire la stessa strada del Taranto, a 7 punti di distacco dalla Casertana. Attenzione però, se la Turris segue la stessa strada del Taranto, poi questa classifica viene rivista. Noi in questo momento è la classifica che vediamo sulla base di quelle che sono state le indicazioni di oggi che abbiamo avuto, cioè la esclusione del Taranto e i 4 punti di penalizzazione al Messina. Così insomma, abbiamo fatto un po' di chiarezza anche attraverso la grafica di quello che vi abbiamo raccontato oggi, subito in presa diretta appena è arrivata l'indicazione da parte del Tribunale Federale Nazionale. Torno da Ermanno per parlare ancora del Catania, perché andiamo ad analizzare un po' tatticamente quella che è stata la partita ultima dei rossazzurri, anche per capire appunto cosa può migliorare Toscano sotto questo punto di vista nella gara di Latina. Partiamo proprio dal gol subito dai rossazzurri. Sì, partiamo dal gol subito, dove c'è in realtà una mancanza secondo me di comunicazione e velocità di scalare nelle marcature. Qui vediamo Del Fabbro che esce in pressione, ha messo le freccette sull'ipotetico movimento a scalare dei 2 centrali, dei 2 difensori rimasti, e proprio su questa poi palla laterale che già il Sar si trova in vantaggio rispetto a Di Gennaro, quindi prevedendola diciamo un po' così successivamente, se ci fosse stata una scalata veloce di Allegretto sul giocatore esterno e di Gennaro che si fosse messo con un taglio interno a copertura della porta e scalava la marcatura su Sar, possibilmente sul cross l'attaccante del Foggia non aveva lo spazio e il vantaggio per colpire il pallone che in realtà poi non ha colpito, gli è sbattuto sulla testa, però diciamo è la posizione e la postura del corpo che poi fanno la differenza. Di Gennaro che parte con qualche secondo in ritardo e su questa scalata e movimenti diciamo un pochettino non proprio con i tempi giusti si scopre il fianco al gol all'1-0 del Foggia. Chiaramente lì è difficile prendere posizione, sì. Perché partendo un attimo prima Sarra, attaccando forte la
la porta si è reso quasi immarcabile. Immarcabile, sì, perché poi si era messo davanti, quindi o fai fallo oppure è difficile. O fai rigore. Sì. Difficile. L'unico che poteva intervenire sulla lettura del passaggio sui 5,50 era proprio Dini con l'uscita bassa. Ci ha provato, però Dini non è proprio altissimo, forse non ha spinto al massimo, però era difficile anche per lui leggere e prendere quel pallone. Senti, come ha giocato Del Fabbro da braccetto? Perché è possibile che possa essere riproposto anche nella partita di domani. Diciamo che per caratteristiche è un centrale, quindi da braccetto sicuramente fa un po' più di fatica, però la sua onesta partita, il suo 6 lo ha guadagnato ugualmente, giocatore di sostanza, e quindi in una partita fuori casa dove ci saranno tante situazioni sporche potrà dare il suo contributo, secondo me. Ha faticato tanto sull'1 contro 1, su tanti 1 contro 1, soprattutto con Zunno, Orlando, gli ballavano davanti, ci muovevano velocemente la palla. Lui diciamo che è uno un po' più da marcatura statica, dall'uomo addosso, dalla ricerca dell'intercetto, del duello aereo, quindi giocare anche con campo aperto, con degli 1 contro 1 laterali non l'ha messo proprio nel massimo della sua disponibilità. Infatti dal taglio video ho preso proprio 3 clip su 3 1 contro 1 differenti, sempre su palla laterale. Qui vediamo Del Fabbro, è un 1 contro 1 laterale con un bel po' di spazio alle spalle, si pone in realtà bene col corpo, poi quando il giocatore del Foggia fa la giocata lui già si era mosso prima, in questo caso poi quando cambia direzione si ritrova a piedi pari, mister. Quando ti trovi così poi è difficilissimo fare quella corsa all'indietro, perché se incroci le gambe vai a terra. Hai detto benissimo, Ermanno, è un giocatore che se scopri a campo aperto fa fatica, è normale, nell'1 contro 1 contro Zunno e Orlando che hanno un passo totalmente diverso, è in difficoltà. Infatti qua sempre su un altro 1 contro 1 si fa un pochettino tagliare fuori, qui su un altro 1 contro 1 laterale con l'attaccante, il ragazzo di colore che poi è subentrato, che aveva una bella gamba, fatto fatica, però vedi successivamente quando poi si riposiziona, quando poi ricompatta la linea o fa delle uscite in avanti. Nei duelli è un giocatore che è molto affidabile. Duelli fisici molto affidabili, sul duello, sull'1 contro 1 possibilmente a campo aperto o laterale. Non è forse veloce nella corsa all'indietro, nello scatto all'indietro come Allegretto, ecco, non ha quelle caratteristiche. Sì. Vi interrompo perché abbiamo visto le immagini del Massimino, dovrà aspettare il Catania come prevedevamo a giocare un'altra partita al Massimino, perché è ufficiale che la partita contro la Turris, ho avuto anche comunicazione da Alberto Cicarini, responsabile dello sport al coordinamento, che mi ha detto appunto che è rinviata ufficialmente la partita fra Catania e Turris del prossimo mercoledì, per cui Catania che affronterà, praticamente non affronterà questo turno infrasettimanale, e poi con tutte le situazioni del caso, ovviamente i punti e le classifiche poi andremo a calcolare chiaramente, perché poi bisognerà aspettare l'esclusione definitiva della Turris. Ma così in questa puntata particolare in cui vi abbiamo dato anche tanti aggiornamenti su quello che stava succedendo extra campo, fuori dal campo, siamo arrivati a darvi anche questa notizia. Ritorno da Ermanno, cross e possibili inserimenti, ne parliamo spesso, però ci sono anche qualche volta degli schemi collaudati. Ad esempio mi sembra di notare che De Rossi nelle ultime partite è sempre lì pronto a mettere il pallone per l'inserimento di qualche mezzala. Sì, quando non riesci a ricercare con pulizia, con diciamo quel filtrato, a riuscire a entrare dentro le maglie avversarie, dentro l'ultima tre quarti, gli ultimi 15-20 metri, con un passaggio filtrante che libera qualche inserimento con questi passaggi rasoterra, ovviamente per creare pericolosità devi giocare anche su dei cross, su delle palle laterali che poi con dei traversoni possono creare pericolosità, e hanno creato il gol dell'1-1 contro il Foggia, ma anche il gol dell'1-1 contro l'Altamura. Qui vediamo un esempio di quello che dicevi tu, quasi schema collaudato, questa palla che da fuori viene dentro con De Rossi che controlla aperto, quindi col corpo non si trova davanti l'avversario e vede bene l'aria, mette questo cross dentro. L'unico vero miglioramento da fare, che poi attua il Catania successivamente, è
riempire con più giocatori l'area di rigore, perché su questo, sul controllo di De Rose, che vedremo adesso nuovamente, dentro area stavano solamente le due punte, quindi Luperini e Lunetta. Luperini che fa un bel taglio, Anastasio che era sulle retrovie poteva entrare sul secondo palo, ed è una situazione che ho voluto inserire perché su quel secondo palo domani, stavo dicendo domenica, invece domani sabato, si può creare pericolosità, quindi anche su quello bisogna in qualche modo cercare di spingere con coraggio su quella zona lì. Allora io voglio sentire da Anna se ci sono messaggi ancora da casa. Sì, Marco ci scrive: Dario da Verona. E soprattutto spero che la maggior parte dei lungodeggenti rientrino prima dei playoff, almeno nelle ultime giornate della regular season, in modo tale da poter trovare il giusto minutaggio. E ancora Raffaele: buongiorno a tutti voi, il Catania purtroppo ha avuto troppi infortuni, speriamo che porta più punti possibili e poi vinciamo i playoff. Saluto Anna. Mi piacciono anche qualche messaggio incoraggiante di ottimismo, è giusto che sia così e che ci sia anche l'ottimismo, perché ci mancherebbe, ma è una giusta considerazione. Ci sta, non cancella quello che è stato fatto prima, ma dà magari la spinta per il futuro. È una giusta considerazione quella che dice il nostro amico che ci ascolta da casa, bisogna recuperare quanti più uomini possibili e poi il Catania potrebbe diventare veramente una mina vagante nei playoff. L'ha detto anche Di Gennaro proprio nelle considerazioni post partita dell'ultima gara. Azione del gol del Catania, andiamo a vedere. Sempre un cross laterale sempre De Rose. Da dentro, sempre De Rose che muove tanto il pallone per liberare lo spazio giusto e il varco giusto. Qui però c'è una situazione diversa rispetto a prima, perché già l'area è occupata da più giocatori. Luperini e Lunetta come prima dentro area si muovono bene, anche se in questo caso quando parte la palla erano difficilmente servibili. Però Anastasio in questo caso si muove per ricevere la palla perché la voleva andare a colpire, la colpisce molto bene con un timing perfetto e nasce il gol dell'1-1. Quindi quella densità dentro area è un qualcosa che deve essere cercata e che può portare sicuramente qualcosa di migliore nella soluzione poi dello sviluppo della ricerca della pericolosità. A proposito di densità, nella tua ultima clip ne hai parlato, perché spesso poi il Catania, siccome non crea magari quel tipo di densità, deve ricorrere ad azioni isolate e finisce col perdere il pallone. Sì, diciamo che è stato un punto che lo volevo mettere come lente di ingrandimento, perché secondo me è stata una cosa che è risaltata molto domenica contro il Foggia, cioè molte volte quando si sviluppava un'azione spesso si vedeva tante maglie bianche e poche maglie rosso-azzurre, e questa è un chiaro dato che ci fa vedere, e questo proprio l'immagine ce lo fa comprendere in maniera chiara, di come molte volte giocatori come Jimenez, che possibilmente non sono neanche in grandissima giornata, se non aiutati dagli appoggi, da dei movimenti dei compagni, fanno fatica e si trovano anche molte volte isolati, e si rischia sempre di o tornare indietro, quindi riabbassare il baricentro della squadra, o muovere la palla in maniera sterile orizzontalmente, non trovando mai l'imbucata centrale. Qui vediamo proprio un'azione, ovviamente il 93esimo, quindi comunque erano gli sgoccioli della partita, però cioè 9 giocatori del Foggia e nessuno vero giocatore del Catania che si butta dentro o vuole ricevere palla. Vediamo poi alla fine Raimo a destra che non accompagna l'azione, i due attaccanti che vanno solamente a occupare quasi quella zona senza realmente chiamare un movimento incontro, uno smarcamento, vengo e te la faccio trovare, o un fuorilinea, o l'altra mezzala che viene a ricevere, o il quinto opposto che sale e occupa quello spazio. Quindi questa poca presenza dei giocatori del Catania nella tre quarti avversaria, che era in realtà un principio, una chiave molto forte nello sviluppo offensivo, soprattutto nella prima metà di campionato. L'ultima azione della partita, praticamente, però tu dici l'abbiamo... No, però è il principio che deve essere forte, perché nel primo tempo il Catania molte volte è riuscito a uscire, però anche lì il Foggia si muovevano con una densità, con una costanza, proprio le linee si spostavano in maniera quasi collaudata, cioè hanno corso tanto, hanno speso tanto perché avevano fame, avevano quella cattiveria lì. Il Catania alle volte do la palla al compagno, però non gli do l'aiuto. Non mi muovo per mettere il compagno nelle condizioni giuste per aiutarlo. È vero, è verissimo. In questa situazione, tanti metri di palla libera, serviva qualche movimento o in profondità o in contro
di tanti interpreti, invece i due attaccanti sono rimasti molto vicini senza fare nessun movimento e nessuno degli altri si è liberato per creare una situazione. Hanno costretto un po' a un tiro difficile, il tiro della domenica doveva trovare un po' Jimenez. Esatto. Dopo Non l'ha 93, trovato, dopo non 93 l'ha minuti non l'ha cioè, trovato. gli si può dire quel che si vuole a Jimenez, però è uno che comunque molte volte si porta il peso di tutto il centrocampo e in questo caso anche dell'attacco del Catania. L'unica cosa, spero che questa densità, questa mancanza di voglia di seguire l'azione sia una cosa che possibilmente incanalando anche dei risultati ti permette di non faticare tanto durante le prime parti della gara e arrivare anche lucido nel finale. Ci fermiamo perché fra poco vi diamo invece qualche notizia legata appunto alle probabili formazioni della partita di domani a Latina. Fra poco. Allora, prima di andare alle probabili formazioni della partita di Latina, fra i nerazzurri e i rossazzurri, io torno da Anna perché ci sono forse altri messaggi da casa. L'ultimo messaggio per quest'ultima parte, ci scrivono: il Catania giocherà solo 2 gare casalinghe contro Crotone e Avellino, non so se mi spiego, dovrà fare 2 riposi, altri giocheranno tutte le gare come il Trapani. Saluti, Antonio. Queste nelle condizioni in cui anche la Turris, come insomma sembra prevedibile, possa essere. Certo, dall'altro lato ci dobbiamo rendere conto che appunto il Catania salterà delle partite, altre squadre avranno perso dei punti nel frattempo. Poi chiaramente ovvio, è quello che diceva Toscano, un conto è giocare con la Turris a ottobre, aver giocato con la Turris a ottobre, un conto è aver giocato con la Turris adesso. Sono 2 condizioni completamente diverse, col Taranto a ottobre o col Taranto adesso. Sono 2 condizioni completamente diverse e chiaramente cambiano le prospettive di questo campionato. L'unica cosa positiva è che non giocando col Taranto il Catania avrà una settimana completa per recuperare, per cercare di, quello che abbiamo detto fin dall'inizio della puntata, cercare di recuperare quanto più uomini possibili per la partita col Taranto è la penultima della stagione regolare prima di Potenza Catania, è anticipata appunto da Cavese Catania e da Catania Avellino. Questo è il calendario di aprile per quanto riguarda i rossazzurri. A marzo invece ci sono i tanti derby: Trapani Catania il 30 marzo, Messina Catania il 16 di marzo. Insomma, abbiamo ripercorso anche il calendario, anche perché lo impone quello che sta succedendo in questi minuti nel pomeriggio di oggi. Andiamo alle probabili formazioni. Partendo da Latina, ecco, benissimo, partendo da Latina è partito il partendo da Latina che gioca in casa, la squadra nerazzurra. Andiamo fra poco a trovare, insomma ne abbiamo parlato chiaramente di quella che era il Latina, eccolo qua. Con gli ex, anzi un ex sicuramente in campo secondo noi, che è Rapisarda, come ci ha informato il nostro collega, il mio collega, con Gatto probabilmente a centrocampo insieme a Peterman e a Riccardi, con impronta a sinistra, la difesa che è quella che ha fatto tutto sommato bene nelle ultime, o decentemente insomma nelle ultime partite, e l'attacco è quello. Non c'è molto Carlo Riccardi, che è un giocatore che ha tanti degli estimatori un po' particolari, De Rossi, il mister direttore del settore giovanile della Roma, va a vedere quando può in Latina proprio per vedere questo suo pupillo che non ha fatto la carriera che lui si aspettava. Lo chiamavano il piccolo principe perché ricordava Giannini. Quindi, è vero, per caratteristiche. Buon ricordo. Buon ricordo per Riccardi, che grande qualità. Se non vado errato ha segnato proprio nella partita dell'anno scorso a Latina. Dovrei verificarlo, ma mi sembra di ricordare proprio così. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda il Catania. Vi facciamo vedere intanto vi diciamo la situazione per quanto riguarda Anastasio, che dovrebbe non essere fra i convocati del Catania o comunque non partecipare alla partita, non essere impiegabile soprattutto in avvio, per cui la formazione che vi diamo con un 3-5-2 è questa, con Lunetta che va a sinistra e con i 2 attaccanti Montalto e De Paoli, con il centrocampo
visto in questo modo, ovviamente con Jimenez che può andare a dar manforte ai due attaccanti lì davanti. È una difesa che dovrebbe essere confermata con Del Fabbro, Di Gennaro e Allegretto con Dini in porta. Ma vediamo un'altra opzione che è stata provata ed è una possibilità che potremmo anche osservare con Quaini a centrocampo per il Catania. La difesa è sempre la stessa, gli esterni sono uguali, ma esce Friesen, entra Quaini in mezzo al campo e dietro a una delle due punte Montalto, se De Paoli non sta al meglio, Jimenez con Luperini. Questa è un'opzione tattica che su cui Toscano sta riflettendo e comunque ricalca anche le caratteristiche della squadra e le caratteristiche anche dell'allenatore, no Carlo? Sia sul 3-5-2 che col 3-4-2. Sicuramente Luperini schierato in quella posizione potrebbe avere, insomma, la possibilità di incidere di più, ecco, in quella che è questa partita. E Quaini in mezzo al campo ti dà tanta sostanza, vedremo se rinuncerà a Frisenna. Ovviamente ripetiamo, queste sono opzioni considerate, che la situazione in casa Catania è quella che Toscano racconta sempre, cioè è una squadra che fino al giorno, 2 ore prima della partita non è molto facile riuscire anche per lui a disegnare la squadra, anche se gli uomini onestamente sono quelli, per cui in un modo o nell'altro come li metti gli uomini poi alla fine in questo momento sono i famosi 16 di cui discute Toscano. Ragazzi, mi sembra che siamo arrivati alla conclusione. Come al solito sono le 16 in punto, nonostante tutte le notizie che vi abbiamo dato oggi, anche legate appunto al campionato di Serie C. Siamo arrivati alla fine. Carlo, grazie. Carlo Breve. Grazie a te Marco e buona serata, buon pomeriggio a tutti. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani da Latina. Ermanno, ciao, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio a te Marco, buon pomeriggio a tutti. E grazie alla nostra Anna, buon pomeriggio anche a te, ciao. Grazie a voi e io vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30. E noi saremo con te, Anna, venerdì prossimo alle 14:30, così come saremo su Telecolor domani per raccontarvi con i collegamenti dallo stadio la partita fra Latina e Catania, poi le interviste ovviamente con i protagonisti, diretta stadio. Infine lunedì, chiaramente lo sapete, tutti gli appuntamenti, anteprima corner, poi la registrata della partita. Noi torniamo venerdì, ovviamente questa puntata la ritrovate fra pochissimo sulla siciliaweb.it. Un buon pomeriggio a tutti voi, ciao.